Nel curriculum tradizionale abbiamo inserito l'insegnamento quindi delle competenze biomediche. I nostri studenti, quindi l'anno prossimo, a partire dal terzo anno, che è l'anno in cui gli studi diventano specialistici e di settore, gli studenti avranno la possibilità di essere maggiormente quindi competenti nel campo della biomedica e faranno un percorso triennale che si concluderà al quinto anno e permetterà loro quindi di diventare dei periti che possono fare manutenzione negli apparecchi elettromedicali o continuare gli studi all'università e approfondire queste tematiche conseguendo una laurea specifica. In tutto questo siamo stati supportati dalla progettazione PON. In primis quindi con il PON dell'inclusione, quindi permettendo anche agli studenti provenienti da fasce deboli di approfondire tematiche specifiche, ma questa scuola ha utilizzato i fondi europei per ampliare il curricolo e dare agli studenti possibilità concrete di apprendimento ad ampio spettro. Infatti tutta la progettazione europea da noi è stata utilizzata e ci siamo impegnati anche nel PON per esempio dell'autoimprenditorialità